Salve a tutti per questa prima lezione di storia sociale di Sardegna, moderna e contemporanea. Vi presenterò la Sardegna italiana a partire dal Regno d'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale. L'unità del Regno d'Italia, 1861, aveva peggiorato la situazione sarda in quanto il governo centrale aveva sempre meno interesse ad affrontare e risolvere i vecchi problemi dell'isola. Inoltre i parlamentari sardi non vedevano oltre i confini dei loro collegi elettorali e non si preoccupavano di risolvere i problemi di tutti i sardi. Quindi guardavano il particolare e non il generale della terra di Sardegna. Nel 1861 i parlamentari sardi erano 11 e nel 1862, per risolvere il problema attinente all'uso delle terre ex ademprivili, lo Stato aveva colto la palla al balzo riguardo la proposta presentata da una società mista tra italiani e inglesi. Questa società era coordinata da Gaetano Semenza, il quale voleva dar vita alle strade ferrate nell'isola in cambio di 200.000 ettari di terre ad Emprevili. Quindi si poneva il problema di far nascere le ferrovie nell'isola di Sardegna. Questa era stata un'occasione per lo Stato perché si trovava in un periodo in cui non riusciva a vendere 500.000 ettari di terra. Infatti, l'anno seguente le due parti avevano firmato un accordo e i lavori venivano avviati. Mentre i 300.000 ettari ad Emprevili, con la legge del 23 aprile del 1865, erano passate ai comuni, che li avrebbero dovuti vendere entro 3 anni. E se così non fosse accaduto, ne avrebbero preso possesso il demanio pubblico, che a sua volta li avrebbe venduti all'erario. In verità nessuno era riuscito a vendere gli ex ademprivili, ma bisogna rimarcare il fatto che con l'azione del Semenza la maggior parte dei boschi sardi venivano distrutti e la gente era ancora più infuriata poiché si era messo fine del tutto all'uso comune delle terre iniziato nel 1820 con l'editto delle chiudende. Infatti, cosa è accaduto il 26 aprile del 1868? E in Nuoro erano scoppiate le rivolte del Sugonnotto, in cui i pastori si erano lamentati con forza contro il comune perché gli amministratori volevano vendere una immensa chiudenda ove i nuoresi portavano al pascolo il loro bestiame in libertà. Infatti, sì, alla grida del Sugonnotto, il popolo aveva assaltato Saddomo comunale e preso i registri e le carte riguardanti la lottizzazione, bruciandoli nelle vie e nelle piazze. L'inno del Sugonnotto significava che bisognava ritornare al passato, al Sugonnotto, alla tradizione, appunto, la quale rappresentava nel miglior dei modi i loro bisogni. Le rivolte del Sugonnotto avevano fatto sì che l'anno successivo il Parlamento nominasse una commissione d'inchiesta, la quale aveva preso il nome del parlamentare coordinatore, ovvero del De Pretis. Con la commissione, fallita perché non era stata elaborata nemmeno una relazione, il Parlamento voleva evidenziare i problemi dei sardi e di tutto il regno. In verità bisogna dire che in questa relazione, per meglio dire in questa inchiesta, veniva risaltata la pessima condizione delle miniere sarde, grazie alla relazione di Quintino Sella. Non per niente, Quintino Sella viene ricordato e valorizzato in Piazza Sella in Iglesias, anche per questa ragione.
Negli anni 70 l'agricoltura e la pastorizia erano migliorate grazie al commercio di grano, di olio, latte, formaggi e bestiame con la Francia. Tutto questo attraverso le nuove ferrovie, strade terrestri e comunicazioni marittime. In plus erano nate nuove banche che avevano permesso di far girare la moneta con tassi agevolati. Ricordiamo la Cassa del Risparmio di Cagliari, la Banca del Credito Agrario Industriale Sardo, tanto per citarne tra le più importanti. Andando avanti col tempo, alla fine degli anni 80 dell'Ottocento, le guerre sulle tariffe doganali con la Francia avevano spezzato le gambe agli agricoltori, agli allevatori di bestiame, ai viticoltori e agli olivicoltori. Ricordiamo il protezionismo. Ma siccome non bastava la mala sorte legata all'economia internazionale, alla fine degli anni 80 la Sardegna aveva visto fallire anche le banche sarde e di conseguenza il popolo era giunto alla disperazione. Mm? Rammentiamo che la fine del secolo era stato, per meglio dire, assai duro, in quanto le campagne erano abbandonate, la delinquenza e i banditi aumentavano in un numero notevole e a molti giovani e intere famiglie non restava altro che prendersi in spalla la famosa valigia di cartone e imbarcarsi verso l'America, dando vita alla prima grande emigrazione di massa dei sardi, ovvero dei primus Disterraus. In questo contesto il mondo pastorale era entrato in una smisurata crisi e di conseguenza erano arrivati i casari continentali. La maggior parte di essi erano napoletani o romani, o per meglio dire romani, i quali avevano approfittato del basso costo del latte per fare dei buoni formaggi, tra i quali, come non ricordare il pecorino romano, per venderlo in continente e addirittura in America. Oramai gli anni 80, o per meglio dire negli anni 80, i tempi erano rosei per ridar luce a quegli ideali di autonomia sarda, la quale veniva ragionata con discussioni e azioni politiche. Nel 1881 Giovanni Siotto Pintor aveva messo in chiaro che il problema dei sardi non era solamente di natura politica, ma anche culturale ed economico, poiché la Sardegna aveva una storia e una cultura non uguali alle altre regioni. Quindi qua il Siotto Pintor evidenziava già quella che noi attualmente chiamiamo la questione identitaria, dal punto di vista sia culturale ma anche dal punto di vista economico, con tutte le problematiche che politicamente oggi affrontiamo. Nel 1882 veniva legiferata la riforma elettorale attraverso cui i ventunenni che sapevano leggere e scrivere e avevano frequentato con profitto la prima e seconda elementare o che ogni anno pagassero 19,80 lire di imposte dirette potevano votare. Ricordiamo che precedentemente coloro i quali potevano votare erano i 25enni. Nel 1882, 1886, 1890 si era votato con la nuova legge elettorale. Ma, scusate, ma il problema che affrontava il Parlamento era quello attinente ai banditi sardi. I banditi sardi che venivano ritenuti delinquenti di nascita, secondo il pensiero del positivismo del diritto penale del famoso Lombroso, sostenuto anche da Niceforo.
nel 1894, in questo contesto storico-sociale, aveva preso vita un'inchiesta molto importante, conosciuta come l'inchiesta parlamentare Pais-Serra, la quale cercava le radici dei problemi attinenti alla delinquenza e l'economia sarda, in cui si affermava che, testuali parole, non era questa o quella attività economica che aveva difetto nel mezzo dell'esercizio, era tutti che avevano difetto di alimento, niente strade, niente porti, nessun governo delle acque, la malaria, la siccità, le inondazioni, l'agricoltura primitiva per difetto di braccia e capitali. Diceva il testo, e così continuava il testo. La proprietà incerta e imbrogliona per difetto del catasto, quindi dei grandi problemi legati al catasto, e le imposte sproporzionate, quindi una critica aspra al sistema. Continua l'inchiesta, la produzione incerta a causa del tempo, malanni secolari, che avevano prodotto abbondanti carestie. Continua, resa più fatale dalla posizione geografica, quindi in questo o quel modo l'inchiesta ci crea anche una forma di determinismo geografico. Il commercio è debole, l'amministrazione disordinata è inquinata da che cosa? Da intrallazzi di parte, quindi squisitamente una critica di natura politica, economica, sociale. Sicurezza pubblica sempre instabile, spesso neanche c'è. Quindi la relazione Paes-Serra metteva in luce il contesto sociale ed economico sardo, nonostante lo scritto non fosse stato preso nella giusta considerazione da parte dei colleghi parlamentari. Qualche anno dopo, nel 1896, Francesco Paes-Serra aveva proposto di emanare leggi speciali per la Sardegna, diminuire le tasse come accadeva in altri posti della nazione, fare opere pubbliche, eliminare il monopolio del tabacco e far sì che le condizioni fossero positive per lo sviluppo economico in toto, quindi in senso lato. Ma anche questo lavoro della Paes-Serra è servito a ben poco. La fine del secolo era stato segnato dalla grande delinquenza, in particolare nelle Barbagie, nel Nuorese, in cui erano accaduti molti assassini, furti, estorsioni e bardanas. Sapete, conosciamo sbardanas. Cosa sono queste bardanas? Sono delle bande armate che facevano rapine in interi paesi, come era successo nel 1894 a Tortolì, dove un centinaio di delinquenti avevano rubato tutto ciò che potevano e ammazzato anche un carabiniere. Dunque, in pochi anni il governo aveva pensato di utilizzare la forza per mettere fine alla delinquenza in Sardegna. Infatti, ricordiamo che nel 1899 aveva inviato una spedizione militare in Barbagia, la quale possiamo conoscere molto bene grazie a un libro scritto da un ufficiale piemontese in Sardegna, appunto, nella circostanza. Questo libro, come ben sappiamo, è il libro di Giulio Becchi intitolato Caccia Grossa. Ci fermiamo in questa prima parte della lezione e seguiremo con una parte conclusiva di questo periodo che stiamo trattando in un altro appuntamento. Vi ringrazio e a esibire in buon